Ad aprile l'Istat stima che il fatturato dell'industria diminuisca sul mese precedente di 1 punto percentuale, registrando il primo calo dall'inizio dell'anno. Nella media degli ultimi 3 mesi l'indice complessivo è comunque in aumento dello 0,8% rispetto ai 3 mesi precedenti. Anche gli ordinativi registrano un calo congiunturale su base sia mensile sia trimestrale. La flessione congiunturale del fatturato è determinata dal calo sul mercato estero, mentre una variazione nulla si registra sul mercato interno. A maggio 2019 l'Istat stima che l'inflazione registri una variazione nulla rispetto al mese precedente e aumenti dello 0,8% su base annua. La stima preliminare era di più 0,9%. La decelerazione è principalmente dovuta alla dinamica dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti, dei beni energetici non regolamentati e in misura minore dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Sono più di 16.000 le domande inviate sul sito dell'INAIL tra le 15 e le 15:20 di oggi in occasione del Click Day per l'assegnazione di circa 370 milioni di euro a fondo perduto del bando Easy 2018, la somma più alta stanziata dall'INAIL nelle 9 edizioni dell'iniziativa, con cui a partire dal 2010 sono stati messi complessivamente a disposizione oltre 2 miliardi di euro per sostenere i progetti delle aziende che investono in salute e sicurezza. Gli incentivi saranno assegnati fino ad esaurimento secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Il Comitato delle società bancarie ha avviato un percorso per approfondire al proprio interno, attraverso un'apposita commissione, la possibilità di attivare maggiori sinergie tra le casse di risparmio quali banche del territorio. L'obiettivo, ha detto Gerard Brandstatter, presidente della Cassa di risparmio di Bolzano, che guida il comitato ed è vicepresidente di Acri, è individuare un percorso che porti alla maggiore efficienza delle casse di risparmio sul territorio, investendo in tecnologia, attivando collaborazioni per poter continuare ad offrire alla clientela, anche attraverso un contenimento dei costi, prodotti e servizi competitivi. Poste Italiane conferma il proprio ruolo di eccellenza tra le società italiane più evolute, che coniugano i modelli di governance con l'impegno per la sostenibilità. In salita di ben 4 posizioni rispetto alla precedente edizione, quest'anno il gruppo guidato dall'amministratore delegato Matteo Delfante è al 6° posto della classifica generale dell'Integrated Governance Index e si attesta al 5° posto nella categoria speciale dedicata alle risorse umane.